Che succede? Vedi che ti spacca un Vedete, tetto linda. stasera. Già si è scavato. Qui c'è materializzato asfalto. Vanno a gettare cose, non sapevano non hai talla e taro qua. Praticamente hanno buttato materiale di risulta illegalmente, cioè spaccare catanazzo e vengono a gettare qua quello che dovevano buttarlo nelle discariche, no? Pagando. A Napoli c'è la terra dei fuochi, qua c'è la terra dello sterno. Tutto materiale che volendo si può risalire da dove viene. Questi sono mattoni che dovrebbero essere qua vicino. Questa è una bottiglia che chissà chi la vende questa bottiglia, chi lo sa. Va bene, in ogni caso noi utilizzeremo questa munnizza che illegalmente ci hanno buttato qui di nascosto, noi li utilizzeremo come copertura, diciamo, ne faremo un buon uso della munnizza. Tu la parano. Ecco il catenaccio rotto. Tutto? Sì, perfetto. Ora ci mettiamo abbiamo chiuso, ora ci mettiamo l'ultimo catanazzo che non resta perché non l'hanno rotto tutti. Chissà chi è stato. Stanno poliziano? Ma una qua? Impegnato, raga, hanno toccato il E tu ci sai parlare? Se non potremmo chiudere, questa cosa, abbiamo chiamato a tutti. Per ora facciamo una cosa. Che tu lo fai, Se stavano caricando sto cancello e vennero i carabinieri e attaccati. Sotto faccio un video che piglia le impronte delle... Sì, già l'ha fatto. Ah, le impronte, ora ce la fa. Le impronte della ruspa devi fare il dettaglio e devi partire dal dettaglio alla panoramica. Un barmo e mezzo. Pronto qua per il parcheggio? Sì, all'occhio so si stanno fanno parcheggio. Questo è il misto Qualcuno per mettere poi se vuole fare un parcheggio qua, capisci voi? Non un centro culturale, ma un parcheggio privato. Chissà chi è. Ma chi lo sa, chi può essere? Boh.